Torna alla vita politica attiva Santino Lopresti, ingegnere, già assessore alla provincia regionale di Agrigento, alla solidarietà sociale e alla cultura durante la presidenza Fontana. Attualmente è dirigente scolastico al liceo Linares di Licata. Santino Lopresti, componente della direzione provinciale del PDL, è pronto a candidarsi alla guida della provincia come futuro presidente. Lopresti, da sempre in politica come socialista, ha militato nel PSI di Craxi e poi nel nuovo PSI di De Michelis, per aderire successivamente al PDL, vicino alle posizioni degli onorevoli Fontana e del segretario nazionale Angelino Alfano. È una scelta nel senso che l'esperienza maturata in tanti anni di politica, ma anche di amministrazione, di conoscenza di quello che è il territorio, è sempre all'interno di quello che è il partito, il PDL in cui da 5 anni io milito, dopo che il Partito Socialista del nuovo PSD di Gianni Michelis nel 2008 si scelse, e quindi io feci, come dire, la scelta con Enzo Fontana, con Angelina Alfano, di fare questo percorso, un percorso che io condivido sotto l'aspetto politico e quindi affine a quello che io penso, da socialista, e proprio da socialista però che apprezza le libertà singole, le libertà collettive. Bene, è una disponibilità a mettere in gioco, come dice lei, con la passione che metto in ogni cosa, con l'esperienza che ho, mettere a disposizione la mia persona per tentare di dare una mano a questo territorio che io penso abbia, come dire, tutte non solo le caratteristiche, ma abbia le risorse al suo interno per poter dare soluzione a tanti problemi che ci sono. Questa è una terra ricca, antica, ma nel contempo ricca, patrimoni materiali, patrimoni immateriali, patrimoni culturali. Ecco, questa è una terra che può trovare in sé, con il collegamento con le varie associazioni presenti nel territorio, può trovare come dire, sviluppo. Ecco, allora io penso di avere in mente come poterla sviluppare ed è messa a disposizione chiaramente del partito, e poi all'interno del partito si troverà una strada, spero che sia la strada, come dire, condivisa di una mia candidatura, altrimenti voglio dire non è un problema. Ecco, io sono stato uno che coerentemente ha mantenuto ferme le sue scelte una volta fatte, anche così come io sono impegnato da sempre nella politica, in ogni campagna, diciamo, che si è presentata, la siamo impegnati in questa nazionale. Ecco, lo sarò nell'eventualità si dovessero fare scelte di natura diversa, saremo sempre lì impegnati a sostenere questo percorso del PDL, diciamo, proprio nella vicinanza, nel sostegno al segretario nazionale del partito, che è Angelina Alfano, con Enzo Fontana, diciamo, e con tutti, con Lauro Manello, con tutto quello che è il gruppo dirigente del partito. I tempi sono cambiati da quando lei era vicepresidente, è stato anche presidente per qualche mese, che non la preoccupa questo cambiamento di tempi? Allora erano altri tempi, ora c'è un momento più di crisi, di recessione. È proprio questo forse che mi spinge, cioè il dire non è possibile pensare che la crisi allora dobbiamo sempre pagare sempre di più. Io penso invece che la crisi è un fatto, come dire, che esiste, che è vero, che c'è, che sono cambiate anche alcune norme, che hanno ristretto un po' di più forse i cordoni della spesa, ma è proprio in questi momenti che la fantasia deve venire fuori, che l'impegno può determinare sviluppo. E io penso che facendo delle scelte oculate, finalizzate delle risorse, e in particolare la risorsa pubblica, deve essere catalizzatore di sviluppo, perché guai se nei momenti di crisi anche il pubblico diventa, come dire, si restringe in sé, si chiude in sé. Il pubblico proprio nel momento di crisi, proprio perché è uno degli enti che ha le risorse, deve diventare catalizzatore dello sviluppo di un territorio, e quindi in questo momento di crisi, finalizzandole queste risorse, meglio dedicandole, meglio, come dire, definendole, scegliendo le cose che è necessario fare, che è giuste fare, ecco, io penso invece che si possa proprio approfittando del momento di crisi, ripartire.